Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Quando si vuole evidenziare come gli elementi che compongono una realtà siano strettamente uniti uno all'altro e formino insieme una sola cosa, si usa spesso l'immagine del corpo. A partire dall'Apostolo Paolo questa espressione è stata applicata alla Chiesa ed è stata riconosciuta come il suo tratto distintivo più profondo e più bello. Oggi allora vogliamo chiederci in che senso la Chiesa forma un corpo e perché viene definita corpo di Cristo? Nel libro di Ezechiele viene descritta una visione un po' particolare e impressionante, ma capace di infondere fiducia e speranza nei nostri cuori. Dio mostra al profeta una distesa di ossa, distaccate l'una dall'altra e inaridite. Uno scenario desolante. Immaginatevi, tutta una pianura piena di ossa. Dio gli chiede allora di invocare su di loro lo Spirito. A quel punto le ossa si muovono, cominciano ad avvicinarsi e a unirsi. Su di loro crescono prima i nervi e poi la carne e si forma così un corpo completo e pieno di vita. Ecco, questa è la Chiesa. Mi raccomando, oggi a casa prendete la Bibbia nel capitolo 37 del profeta Ezechiele. Non dimenticate, e leggere questo, è bellissimo. Questa è la Chiesa, è un capolavoro, il capolavoro dello Spirito, il quale infonde in ciascuno la vita nuova del risorto e ci pone l'uno accanto all'altro, l'uno a servizio e a sostegno dell'altro, facendo così di tutti noi un corpo solo, edificato nella comunione e nell'amore. La Chiesa però non è solamente un corpo edificato nello Spirito, la Chiesa è il corpo di Cristo. Un po' strano, ma è sì. Non si tratta semplicemente di un modo di dire, ma lo siamo davvero. È il grande dono che riceviamo il giorno del nostro battesimo. Nel sacramento del battesimo, infatti, Cristo ci fa suoi, accogliendoci nel cuore del mistero della croce, il mistero supremo del suo amore per noi, per farci poi risorgere con Lui come nuove creature. Ecco, così nasce la Chiesa e così la Chiesa si riconosce corpo di Cristo. Il battesimo costituisce una vera rinascita che ci rigenera in Cristo, ci rende parte di Lui e ci unisce intimamente tra di noi come membra dello stesso corpo di cui Lui è il capo. Quella che ne scaturisce allora è una profonda comunione d'amore. In questo senso è illuminante come Paolo, esortando i martiri ad amare le mogli come il proprio corpo, affermi, come anche Cristo fa con la Chiesa, perché siamo membra del suo corpo. Che bello se ci ricordassimo più spesso di quello che siamo, di che cosa ha fatto di noi il Signore Gesù. Siamo il suo corpo, quel corpo che niente e nessuno può strappare da Lui
e che Egli ricopre di tutta la sua passione e del tutto suo amore, proprio come uno sposo con la sposa. Questo pensiero però deve fare sorgere in noi il desiderio di corrispondere al Signore e di condividere il suo amore tra di noi come membra vive del suo stesso corpo. Al tempo di Paolo, la comunità di Corinto trovava molte difficoltà in tal senso, vivendo, come spesso anche noi, l'esperienza delle divisioni, delle invidie, dell'incomprensione e dell'emarginazione. Tutte queste cose non vanno bene perché invece che edificare e far crescere la Chiesa come corpo di Cristo, la frantumano in tante parti, la smembrano. E questo anche succede nei nostri giorni, no? Ma pensiamo nelle comunità cristiane, in qualcuna parrocchia, pensiamo nei quartieri nostri, quante divisioni, quante invidie, come si sparla, quanta incomprensione e emarginazione. E questo cosa fa? Ci smembra fra noi. È l'inizio della guerra. La guerra non incomincia nel campo di battaglia. Le guerre incominciano nel cuore, con questa incomprensione, divisione, invidie, con questa lotta fra gli altri. E questa comunità di Corinto era così, ma erano campioni di questi. E l'Apostolo ha dato ai Corinti alcuni consigli concreti che valgono anche per noi. Non essere gelosi, ma apprezzare le nostre comunità, i doni e le qualità dei nostri fratelli. Ma le gelosie, ma guarda, quello ha comprato una macchina e io sento qui una gelosia. Questo ha vinto il lotto, è una gelosia. E questo va bene in questo, è un'altra gelosia. E questo smembra, fa male, ma non si deve fare. Perché le gelosie crescono e riempiono il cuore. È un cuore geloso, è un cuore acido, un cuore che invece di sangue sembra di avere aceto. È un cuore che mai è felice, è un cuore che smembra la comunità. Ma cosa devo fare? Apprezzare nelle nostre comunità i doni e la qualità degli altri, dei nostri fratelli. Ma quando mi viene la gelosia, perché viene a tutti, tutti siamo peccatori, quando mi viene la gelosia, dire al Signore, ma grazie Signore perché hai dato questo a quella persona. E apprezzare le qualità, contro la divisione farsi vicini e partecipare alla sofferenza degli ultimi e dei più bisognosi, esprimere la propria gratitudine a tutti, ma dire grazie, il cuore che sa dire grazie, è un cuore buono, è un cuore nobile, è un cuore che è contento perché sa dire grazie. Mi domando, tutti noi sappiamo dire grazie sempre? No, non sempre, perché l'invidia, la gelosia ci frena un po'. E in ultimo, questo è il consiglio che l'Apostolo Paolo dà ai Corinti e anche dobbiamo darci noi uno all'altro. Non reputare nessuno
superiore agli altri. Quanta gente si sente superiore agli altri. Anche noi tante volte diciamo, come quel fariseo della parabola: ti ringrazio Signore perché non sono come quello, sono superiore. Ma questo è brutto, non farlo mai. E quando ti viene questo, ricordati dei tuoi peccati, di quelli che nessuno conosce. Vergognati davanti a Dio e di: ma tu Signore, tu sai chi è superiore. Io chiudo la bocca e questo fa bene. E sempre nella carità considerarsi membra gli uni degli altri che vivono e si donano a beneficio di tutti. Cari fratelli e sorelle, come il profeta Ezechiele o come l'Apostolo Paolo, invochiamo anche noi lo Spirito Santo perché la sua grazia e l'abbondanza dei suoi doni ci aiutino a vivere da sempre come corpo di Cristo, uniti come famiglia, ma una famiglia che è il corpo di Cristo e come segno visibile e bello dell'amore di Cristo. Grazie.